Abitare in montagna, alloggi Ater, boom di domande, 448 famiglie cercano un tetto, a fine 2025 disponibili 16 appartamenti ristrutturati. Per ampliare la risposta aumentano le rinunce, la gente vorrebbe abbattere le spese condominiali. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM di martedì 8 luglio 2025. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con il Corriere delle Alpi, lo avete sentito, con la notizia principale che riguarda le case Ater, 448 domande, lunga la lista di famiglie in attesa, a fine 2025 disponibili altri 16 appartamenti appena ristrutturati. Aumentano le richieste di alloggi Ater in provincia di Belluno, molte però sono destinate a rimanere inevase. A dirlo sono i vertici della stessa azienda territoriale per l'edilizia residenziale che, chiusi i termini per la presentazione delle domande a dicembre 2024, nei mesi scorsi ha proceduto alla redazione della graduatoria in vista dell'assegnazione degli alloggi. A dicembre 2024, alla chiusura dei bandi per le assegnazioni di alloggi Ater, 448 famiglie avevano fatto una richiesta di alloggio. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 17. Altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, la denuncia dei sindacati, rischio paralisi del Tribunale, subito un vertice sugli organici. Pericolo di paralisi a Palazzo di Giustizia per mancanza di personale. CGIL e CISL e UIL chiedono un tavolo in prefettura, l'articolo di Sosso a pagina 15. Maltempo e viabilità, un approfondimento e un aggiornamento in merito all'Alemagna, Rebus Alemagna, apertura in forse sul Fadalto, si passa dal pomeriggio. Se in Fadalto la strada sarà riaperta nel pomeriggio, a San Vito rischia di rimanere chiusa fino a giovedì. L'approfondimento a pagina 18. E la foto di copertina ci porta a Cortina, annuncio di Simico su uno dei simboli dei giochi, l'ex sindaco Ghedina, ma senza ascensore, lavoro a metà. Restauro del trampolino, assegnato l'appalto, e vediamo in questo scatto il trampolino olimpico di Cortina. In una foto scattata ieri l'intervento deve ancora iniziare. Gli approfondimenti di Dalmas e Michilli a pagina 28. Un'estate per celebrare Luciani, Papa Beato il 26 agosto. La cerimonia sarà il nuovo vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio a presiedere la celebrazione nella festa liturgica del Beato Luciani il 26 agosto. Lo ha invitato il vescovo di Belluno Renato Marangoni per visitare il museo e la casa natale. L'approfondimento a pagina 27. Dalla regione Zaia la mia lista può arrivare al 45%, regionali, partita a scacchi nel centrodestra, base della Lega in fibrillazione. Ma Fratelli d'Italia gela il governatore, il candidato a settembre. Gli approfondimenti a pagina 2 e a pagina 3 del Corriere delle Alpi. Queste le notizie che hanno avuto un richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in principale ci porta nuovamente sull'Alemagna, corsa contro il tempo, si complica la riapertura, inattuabile fino a sistemazione e collaudo dei pluviometri, e si parla di stato di emergenza nazionale. L'approfondimento di Damiano Torben a pagina 3. Politica comunale, siamo nel capoluogo, altro che polemiche, De Pellegrini ha più consenso, lo dice la classifica di gradimento dei sindaci italiani. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. E ancora richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, giustizia a rischio, paralisi, l'allarme dei sindacati. L'approfondimento a pagina 7. Esami di maturità agli unici 100 al linguistico di Bressanone firmati da 3 studentesse bellunesi. 3 ragazze bellunesi, tutte provenienti dalle terre alte, che si sono fatte onore a Bressanone in Alto Adige, concludendo il percorso di studi superiori al locale liceo linguistico con 300, una perfino con la lode. Un risultato straordinario anche perché sono stati gli unici 300 di tutto l'istituto. Davvero complimenti a queste 3 giovani bellunesi. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 2. E ancora sport, un richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Hockey Cortina, una iniezione di entusiasmo dai 3 fratelli Pietro Niro. L'approfondimento di Di Bona a pagina 14. Belluno commuove lo spettacolo della compagnia Il Gabbiano, l'articolo a firma di Santina a pagina 15. Ancora sanità, l'urgenza del diritto alla cura al centro di incontri e dibattiti, l'articolo di Dallò a pagina 9.
E a pagina 2 questa edizione del Gazzettino di Belluno si apre davvero con una bella notizia. L'impresa di Manis, Greta e Sofia, studentesse del liceo linguistico di Bressanone, sono state le uniche 3 a conseguire la maturità con il massimo dei voti. Una vita di viaggi, sacrifici e l'ostacolo del tedesco, nulla le ha fermate, strategie, fare fronte comune alle difficoltà. I sacrifici fatti dai nostri genitori e i problemi affrontati ci hanno spronate a dare sempre tutto. La Troia è diventata anche istruttrice di nuoto e sta completando un corso per maestra di sci. L'articolo di Santin con questa intervista a queste 3 giovani bellunesi vi aspetta a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. A pagina 3 invece un aggiornamento in merito alla situazione sulla strada dell'Alemannia, ma non solo, montagna fragile, questo è il titolo, statale sotto scacco, la riapertura slitta per i pluviometri. L'installazione è rallentata dai temporali, ieri una nuova frana scesa dal Marcora, sull'Alemannia il governo potrebbe dichiarare l'emergenza nazionale. Il sindaco De Bon, sindaco del comune di San Vito, ogni giorno che passa è un danno economico e di immagini per il territorio. Prima devono essere realizzate le piattaforme in cemento su cui collocare gli strumenti. Gli effetti del blocco, anche le farmacie si riorganizzano, conteniamo i disagi della chiusura. San Giorgio Internazionale e Cristallo si sono messe d'accordo per fornire il servizio tutta la settimana. Un'azione diretta e mirata, in questo caso da parte delle farmacie tra la Valboite e Lampezzo. Siamo a pagina 5, indice di gradimento, il sindaco dei Pellegrini risale la classifica, nell'ultimo sondaggio promosso dal Sole 24 Ore strappa il consenso al 53% dei bellunesi con un salto del 2,3. Penso che questo sia il risultato del grande lavoro di squadra che stiamo portando avanti con impegno. Avevamo fatto un patto con i cittadini e stiamo tenendo fede alle promesse, cosa che faremo anche in futuro. Queste le dichiarazioni del sindaco Oscar De Pellegrin, intervistato da Federica Fant. La querela secca replica alla Buttignone, la nostra civica è coesa, sempre in merito all'amministrazione comunale di Belluno, l'approfondimento è di Federica Fant. E rimaniamo nel capoluogo, commercio in crisi, ma il progetto Cities è sparito dai radar. L'interrogazione di valore comune che ha presentato all'amministrazione comunale per conoscere a che punto si trova il progetto Cities, annunciato oltre un anno fa dall'assessore Paolo Gambe, di cui non si hanno avuto più notizie. E adesso un richiamo che ha avuto una notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi. Allarme sindacati, giustizia a rischio paralisi, grave carenza di personale in procura, tribunale, carcere, UNEP e nell'ufficio del giudice di pace. Ormai è così da anni, organici scoperti fino al 50-60%. CGIL e CISL e UIL chiedono un tavolo di confronto urgente in prefettura. Alla casa circondariale lavorano in tutto 6 persone su un organico previsto di 16 unità. È una situazione allarmante e non più sostenibile. Bisogna che Belluno venga riconosciuta come sede disagiata. Queste le dichiarazioni appunto dei sindacati bellunesi. Spostiamoci a Feltre, sgombero al Carenzoni, ma qualcuno protesta. Una persona aveva già lasciato l'alloggio ieri, però ha manifestato il proprio dissenso. Ora partiranno i lavori, durata 2 anni, per creare una nuova residenzialità. L'intervento di adeguamento antincendio da 1,5 milioni finanziato dai fondi di Confine. Ancora Feltre, giochi di educazione civica, oltre 100 ragazzi al Grest. E ancora Clivet, cuore rossonero, c'è un nuovo accordo per climatizzare il Milan. Partnership ormai consolidata e adesso cambia anche il nome del centro sportivo di Milanello. Rimaniamo nel Feltrino, Santa Giustina, sanità pubblica sotto i riflettori, ora rilanciamo il diritto alla cura. Il 12 e 13 luglio a Volpere, incontri e dibattiti con esperti, già 130 agli sportelli di consulenza su visite e controlli. Seren del Grappa, mensa arredamenti nuovi, avanti i lavori sulle scuole, attraiamo bambini da fuori. E ancora Feltre, tuffo web nell'agricoltura, l'esperienza comincia dal PC. Idea del Feltrino Vello, AgriPop Experience è un sito per vedere e prenotare laboratori, passeggiate, visite e degustazioni. Spostiamoci a Roccapietro, siamo in Agordino con pagina 10 del Gazzettino di Belluno, rifugio alpino senza telefono, bloccate tutte le attività, il Faglier da un mese privo di linea fissa, ci sono problemi anche con la cassa. Da Roccapietro a Sedico, Raide dei 4 Passi, aperte le iscrizioni alla 28esima edizione, aperto ad auto e moto d'epoca, raggiungerà Moena, la Val di Fiemme e Pergine prima del rientro. Ancora da Sedico, decoro urbano, monito del sindaco, erba e siepi vanno tenute con cura. Valbelluna, articolo di Federica Fanta, da Lentiaia, Bardi e Setrichiana, troppi punti neri nella viabilità.
Continuiamo con Cortina d'Ampezzo, agriturismo e anche rifugio alpino. Malga Federa diversifica l'attività. Scade martedì 15 il termine per presentare le domande alle regole d'Ampezzo per concorrere alla nuova gestione non più solo a carattere agricolo e pastorale. E sempre da Cortina, a Palio dei Sestieri, trionfa il senso di appartenenza, orgoglio e cuore per paese, riemersi con prepotenza il ringraziamento dell'assessore Giorgio Darin. Ancora Agordo, cori, etnica e classica nella rassegna musica nell'Agordino. Sabato prossimo il via nell'Arcidiaconale con ospiti internazionali. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'interno del Corriere delle Alpi ed entriamoci quindi all'interno delle pagine riferite alla provincia di Belluno. La prima pagina la troviamo a pagina 15 ed è la seguente notizia già trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. È allarme in tribunale, i sindacati sollecitano un tavolo in prefettura. Negli uffici giudiziari la scoperta del personale ormai a livelli allarmanti, le pratiche inevase crescono e i tempi si allungano in maniera inesorabile. Ed adesso una bella notizia che riguarda il mondo imprenditoriale bellunese. Slaviero, la festa dei 70 anni con i dipendenti, il patrono di Unifarco, 2 ore di permesso e bottiglia per tutti. Vediamo in questo scatto Massimo Slaviero ed Ernesto Riva. Ieri e oggi i fondatori di Unifarco sono sempre in prima linea. L'intervista è di Stefano Vietina. Alloggiate, una notizia di cui abbiamo dato spazio come notizia in primo piano per quanto riguarda l'edizione di oggi di Edicola Belluno. A fine 2025 disponibili 16 appartamenti ristrutturati. L'Ater riuscirà ad assegnare questi 16 alloggi che sono stati sottoposti a ristrutturazione. 12 si trovano a Belluno, 2 rispettivamente a Sedico e Feltre, mentre nel 2026 gli alloggi messi nel mercato saranno almeno 25 in più. Tra questi ci sono 10 alloggi nuovi nati dal recupero degli spazi sopraelevati negli appartamenti di Fiammoi e altri 15 provenienti da fabbricati che sono stati tenuti liberi per poter eseguire lavori importanti, e questo amplierà ancora di più le opportunità. Molti alloggi rilasciati, nonostante Ater abbia assunto a tempo determinato 2 persone per dare un'accelerazione al riattamento degli alloggi lasciati liberi, la situazione non è ancora migliorata. I rilasci sono aumentati nel 2025, precisa Pinto, perché ci sono persone molto anziane che vanno in casa di riposo o purtroppo muoiono. In questi casi ci troviamo tra le mani immobili che necessitano di importanti lavori di sistemazione per essere reimmessi sul mercato. Tra questi, tutti questi nuovi alloggi rilasciati vengono scelti per i lavori, quelli dove gli interventi sono minori, così da poterli avere nella disponibilità nel minor tempo possibile. I progetti pronti entro il 2027, 14 appartamenti a Belluno, una boccata di ossigeno. Ater parteciperà a 2 bandi, uno per l'efficientamento energetico tramite il PNRR e l'altro regionale per le manutenzioni. Vediamo in questo scatto alcuni appartamenti dell'Ater a Feltre. Anche il Corriere delle Alpi ci aggiorna in merito alla statale Alemagna che fatica, pluviometri e meteo mettono a rischio l'apertura di domani, sistemare gli strumenti è l'operazione più complessa. Bortoluzzi, consigliere provinciale, stiamo realizzando i basamenti. Notizie dal capoluogo, il centro resta senza corrente, negozi e bar chiusi o al buio, disagi da ieri mattina al primo pomeriggio a causa dei lavori alla rete elettrica. Confcommercio, sarebbe meglio che queste opere fossero eseguite di notte. E ancora i giovani bellunesi protagonisti degli esami di Stato, Francesca, Giune, Rebecca, con lode a Reniera, al segato top Robert, Alessandro e Alberto. Ultima sfornata di scrutini per gli istituti superiori del capoluogo, completano il quadro e Centini, Samuele Follina, Renier e Veronica Mozza al Calvi. Vediamo in questo scatto appunto i Centini in provincia di Belluno. Complimenti ragazzi e ragazze, in bocca al lupo per il vostro prossimo futuro. Una notizia interessa anche la nostra associazione. Raccontare l'immigrazione torna al concorso di ABM, gli elaborati da spedire entro il 4 di novembre. Tutte le informazioni le trovate direttamente nel nostro sito www.bellunesinelmondo.it. Ancora dal capoluogo bellunese, via Lambiò, i lavori per la pavimentazione sono finalmente partiti. L'annuncio viene dall'assessore comunale Franco Roccon. Entro settembre garantita l'asfaltatura di via Sotto Castello.
E adesso a Feltre, notizia già trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Carenzone, ieri è finita un'epoca, i 23 utenti sono fuori dalla struttura. L'edificio sarà riqualificato, 1.200.000 euro, e inserito nell'ambito territoriale sociale. Fatti di cronaca giudiziaria: esplose un'abitazione, andava rimossa e non lo si è mai fatto. La fuga di gas fece saltare la casa con anziana e badante, imputati il proprietario e l'idraulico che fece gli allacciamenti. Il fatto avvenne nel comune di Sovramonte. Troppi schiamazzi, i residenti protestano, siamo nel comune di Setteville, lettera al comune da parte di alcune famiglie di Alano, nel mirino i ragazzi che non rispettano le regole civili. Spostiamoci in Valbelluna, da Bardies a Cavassico l'opposizione chiede maggiore sicurezza sulle strade comunali. Dalmagro elenca i punti critici segnalati dai cittadini, esiste un sostanzioso avanzo da poter utilizzare. E adesso siamo in Cansiglio, candidato a Biosfera UNESCO, opportunità con qualche criticità. La sindaca di Tambre spera in un ruolo centrale del comune e nel superamento della frammentazione decisionale. Notizie da Canale d'Agordo, itinerari, concerti, mostre e convegni. È pronta l'estate del Museo Luciani. Presentati gli appuntamenti della 47esima edizione, si parte venerdì e si andrà avanti fino all'autunno. Tutte le notizie e gli approfondimenti li trovate nel sito del Musal, il Museo di Papa Luciani. Il 26 agosto in paese, Monsignor Battocchio, nuovo vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, alla festa liturgica per celebrare il Beato. Falcade, 40 studenti in Valle del Biois per una campagna naturalistica. E ancora da Falcade si presenta il libro di Peruffo. L'appuntamento alle 17:30 di questo giovedì, si parlerà di clima e del cambiamento climatico. Ghedina è un lavoro a metà, l'ascensore è indispensabile, notizia che ci porta a Cortina. L'ex sindaco è a favore del cantiere, la Regione del Veneto ha stanziato tanti soldi, non solo per pittura e ristorante. Molto bene partire, ma si doveva pensare a una soluzione che non stralciasse dalla ristrutturazione la parte essenziale. L'articolo di Alessandro Michela, che è un'intervista appunto all'ex sindaco Gianpietro Ghedina, vi aspetta in questa pagina del Corriere delle Alpi. Siamo in Comelico nella morsa dei tir, gravi problemi di sicurezza. Il sindaco Comis sono tra i 150 e i 200 al giorno e viaggiano a velocità elevate. Il comune installa un DOS e un display, venerdì un vertice in prefettura. Notizia che ci porta a Santo Stefano di Cadore. E da Santo Stefano ad Auronzo la biblioteca è pronta, giovedì si inaugura la nuova sala lettura. Ancora da Cortina, atti persecutori alla manager, accordo e proscioglimento, articolo di Gigi Sosso. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società. Patti Smith incanta Venezia, in piazza San Marco, un viaggio nelle canzoni che hanno fatto la storia del rock, un pensiero rivolto al Dalai Lama, poi strappa un applauso leggendo Pasolini. E dalla rubrica Giorno e Notte, musica e pranzo bizzarro per le 30 candeline di Valmorel sotto le stelle. Sabato maratona non stop dalle 11 fino a mezzanotte, 5 concerti animeranno la piazza frazionale, notizia che ci porta a Limana. Oggi invece a Calalzo, Antelau in punta di piedi, Marcello Mason racconta l'alpinismo. A Villa di Villa, camminata letteraria alla luna piena del cervo. E ancora sabato concerto ad Agordo, la musica dei due mondi, il viaggio canoro tra Europa e Sud America. Concludiamo con lo sport bellunese, calcio, Dolomiti, il mercato non decolla, i tifosi adesso si preoccupano. Lunedì c'è il raduno e al momento in rosa ci sono soltanto 4 giocatori, la società resta tranquilla, intanto circola il nome di Zanella del Montecchio. Per il calcio di seconda categoria, Castione resta in stand-by per il ripescaggio e ufficializza 8 colpi. Green Volley a Paderno, alzati e dona senza vincitori, torneo stoppato in semifinale. Queste le notizie principali che troverete anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, e con questo è davvero tutto per Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.